Al via gli avvicendamenti parrocchiali predisposti dal cardinale Francesco Montenegro nella diocesi agrigentina. A comunicarlo lo stesso con una lettera inviata alla chiesa della città nel giorno dell'Assunzione della Madonna, 15 agosto. Don Franco afferma: il tempo dell'emergenza del coronavirus ci ha insegnato che è necessario tornare all'essenziale anche per fare ripartire la vita delle nostre comunità, offrendo il nostro contributo per il rinnovamento missionario della Chiesa agrigentina. Con questo spirito i nuovi parroci e tutti noi viviamo questo momento del cammino, chiedendo che sia sempre viva la speranza per un futuro migliore, mentre ci prepariamo con gioia a vivere la consacrazione episcopale dell'arcivescovo coadiutore Don Alessandro, che il Santo Padre Francesco ha voluto designare come mio aiuto e mio successore nella guida di questa Santa Chiesa agrigentina. Insieme a lui e ai più stretti collaboratori abbiamo pensato ad alcuni cambiamenti nella guida delle comunità parrocchiali per questo nuovo anno pastorale. Secondo le norme canoniche, il vescovo coadiutore al momento della consacrazione diventa ipso facto vicario generale della diocesi. Ringrazio pertanto di vero cuore Don Melchiorre Vutera, che per 11 anni mi ha collaborato come vicario generale nel servizio della Chiesa agrigentina, per il suo servizio pronto e generoso, e sono certo che continuerà ancora a servire il Signore e la Chiesa con lo spirito e lo stile che lo contraddistinguono. Sono certo che troveranno comunità accoglienti e pronti a sostenerle nel loro compito di guida, padri e fratelli di tutte le persone loro affidate. Il 1° ottobre vivremo un altro momento di grazia per l'ordinazione presbiteriale di 6 nostri diaconi, mentre ringraziamo il Signore per questo grande dono in tempi così difficili per le vocazioni, e lo preghiamo perché santifichi questi eletti e li renda conformi a Cristo buon pastore. Questi i nomi dei presbiteri interessati al cambiamento in quest'anno pastorale. Nomina di parroco per Don Melchiorre Vutera, Don Liborio Lauricella Ninotta, Don Lillo Di Salvo, Don Sergio Sanfilippo, Don Aldo Sciabarrasi, Don Raimondo Sorintano, Don Angelo Burgio, Don Nazareno Ciotta, Don Gioacchino Zagarrì, Don Gioacchino Scimè, Don Vincenzo Licata, Don Tommaso Pace, Don Francesco Burgio, Don Gaspare Sutera, Don Tonino Cilia, Don Giovanni Corona. Nomina di coparroco va Don Salvatore Cardella, nomina di vicario parrocchiale Don Giuseppe Pace, Don Pastor Negni, Don Stefano Principato, Don Calogero Cusumano, Don Massimo Musso. Altre nomine vanno a Don Angelo Portella, confessore a Ioppolo Giancaxio, e Don Angelo Santamaria, cappellano all'Istituto San Vincenzo Casamadre a Licata. Lunedì 31 agosto alle 10:30 il cardinale incontrerà in episcopio i sacerdoti interessati al cambiamento per un saluto fraterno, uno scambio di idee, per concordare le date dell'inizio del nuovo ministero.